7 sindaci eletti nell'Agrigentino mentre il capoluogo va al ballottaggio. Per Franco Miccicheno scatta il 40%, la lista più votata è Forza Italia, preso quasi alla sprovvista l'uscente Firetto. La città dei Templi ha un nuovo corso di laurea architettura, iscrizioni aperte fino al prossimo 24 dicembre. Un morto a Sciacca, aveva 72 anni, 128 nuovi casi in Sicilia, nessun nuovo contagio in provincia di Agrigento. Rissa fra migranti in centro d'accoglienza del villaggio Mosè, un 35enne tunisino accoltella un 30enne del Bangladesh, sono fuggiti entrambi. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. In apertura un'ampia pagina dedicata alle amministrative, chiamati al voto 8 comuni della provincia di Agrigento, 7 i sindaci eletti, mentre il capoluogo va a ballottaggio, riconferme e colpi di scena, vecchi e nuovi consiglieri all'interno di Aula Sollano. Per l'uscente Firetto una giornata ancora da digerire. Ci sono i nostri servizi. Franco Miccichè, una vittoria a primo turno sfiorata e un ballottaggio che si apre. Intanto era un risultato che si attendeva? Ma quasi, devo dire che il risultato è stato andato oltre le aspettative. Sono contento che Agrigento ha risposto, sicuramente Agrigento crede in me, gli agrigentini mi hanno votato perché penso mi stimano tantissimo. E adesso si apriranno 2 settimane di grandi lavori, alleanze, di comunque contatti. Come vi preparerete a questa seconda tornata elettorale? Ma io, come quando abbiamo iniziato la campagna elettorale lunghissima, è durata un anno, se vi ricordate, voglio continuare con questo mio modus operandi. Io ho sempre tenuto conto della mia squadra, dei miei amici, chi mi sta vicino, e quindi per ora non voglio pensare a niente se non veramente continuare per come abbiamo fatto fino adesso. Il nostro trend deve essere questo, la mia squadra. Lei non ha scelto di esporsi eccessivamente mediaticamente, lo farà adesso per prepararsi al ballottaggio o continuerà questo tono di campagna elettorale? Io penso che continuerò quello che ho sempre fatto. Voglio dire, gli agrigentini devono sapere, e penso che già lo sappiano, quello che io voglio fare perché io sto scendendo in campo. Io amo la mia città e voglio dare un servizio a tutti gli agrigentini e voglio puntualizzare anche a quelli che non mi hanno votato, perché la città per me è unica. Onorevole Di Mauro, lei comunque è stato uno degli sponsor di Francesco Miccichè che ha portato un risultato inatteso, perché comunque anche lo stesso Miccichè non si attendeva questo grande exploit. Cosa è accaduto? Come ha risposto la città? Come la vede lei questa affermazione di Miccichè? Ma veda, Miccichè non è un candidato politico, è un candidato della società civile, è un uomo che nella sua vita ha sempre operato per il bene comune e soprattutto è un professionista serio che nella sua vita ha sempre raccolto successi. È un nome importante di questa città e credo che sia una delle migliori famiglie e che ha speso il suo nome per dare a questa città una prospettiva. Da 30 anni ci sono una diversa serie di opere pubbliche che sono rimaste in sospese, la città, come hanno detto diversi, merita un'attenzione diversa, merita maggiore pulizia, maggiore sicurezza nei marciapiedi, merita praticamente che le sterpaglie vengano tolte, merita una segnaletica adeguata e in fondo Miccichè ha cercato di garantire col suo messaggio che cosa? Una vita normale in questa città, ha cercato di garantire la sicurezza stradale, ha cercato di evitare che ci possano essere una cartellonistica che impedisca di veicolare a una velocità superiore a 20-30 km/h, perché questo è successo in quest'ultimo periodo di Agrigento. Allora l'obiettivo di Franco Miccichè è di cercare di dare a questa città non solo una normalità, ma di assicurare anche che una serie di iniziative di carattere infrastrutturale possono essere portate
portate avanti perché questa città merita di diventare sul serio turistica, accogliente, quindi una sorta di marketing territoriale che possa dare alla città un aspetto che merita. Abbiamo avuto anche, diciamo, per quanto riguarda il mio gruppo politico, ottimi risultati in provincia di Agrigento, diversi consiglieri comunali sono stati eletti. È chiaro che la vita politica continua, non è il consigliere comunale in più o in meno che si riesce a fare. Oggi aveva grande visibilità sul piano politico nazionale l'elezione del sindaco di Agrigento, abbiamo segnato un passo straordinario, sorprendendo tutti, ma non certamente noi. Noi pensavamo di vincere al primo turno per il semplice fatto che Miccichè e Agrigento sono la stessa persona, quindi nessun papa straniero, ma un cittadino normale per una città che vuole essere normale. Sindaco Firetto, si va al ballottaggio, è comunque un risultato in parte inatteso, in parte comunque conferma una parte dei agrigentini che hanno apprezzato il lavoro fatto. Ma il nostro lavoro mosso da questa idea di civismo, non avevamo potentati della sanità, non avevamo l'assetto sanitario che tutte le volte viene schierato in questa città per cercare di orientare e anche in altre elezioni, e qui l'immagine plastica si è vista. Poi evidentemente siamo un po' spiazzati dal fatto che non abbiamo avuto, nessuno di quelli in corsa ha avuto la possibilità di confrontarci con l'altro competitore che ha parlato sempre. Quando è sceso in campo ha parlato con la voce dell'onorevole Di Mauro, che ha annunciato questa sua discesa in campo, che ha stabilito le alleanze e le ha ricercate. Poi in corso di campagna elettorale con il suo socio in azienda. Allora tutto questo ci sembra veramente paradossale, per cui noi ci aspettiamo che i prossimi 15 giorni siano i giorni in cui ci sia un confronto sulle idee di città e ci si possa parlare, perché questa è la cosa fondamentale che penso la città attende. Poi credo che una città come la nostra, che è capoluogo di provincia, non ha bisogno di parlare con la voce di altri. I sindaci devono poterla rappresentare in tutti i consessi in cui si presentano, anche quelli oltre Stretto di Messina, e non ti puoi portare il parlamentare né il socio della tua attività. Quindi credo che l'idea nostra di civismo che abbiamo mosso, e quindi mi sento di ringraziare tutti quelli che hanno votato, ma anche quelli che non hanno votato, perché è sempre un grande segno di democrazia, ma ringrazio tutti i ragazzi delle liste, tutti, perché molti di loro si cimentavano per la prima volta, la quasi totalità, e hanno messo dentro un entusiasmo straordinario, confrontandosi proprio qui in questo spazio sull'idea di città che avevano, sulle difficoltà che hanno contrassegnato 5 anni, disincagliandolo da una lunga storia. Ed è per loro che noi questi 15 giorni che abbiamo davanti li faremo con la stessa voglia, con un di più di entusiasmo, perché la nostra è una città che non la possiamo consegnare agli anni '80, non ci può essere la restaurazione, mentre il resto delle città italiane va avanti, e qui non possiamo tornare alla restaurazione. Io voglio ringraziare gli elettori che hanno voluto con il loro voto darmi un consenso importante in questa competizione elettorale, le liste che mi hanno supportato, Forza Italia primo partito nella città di Agrigento, Diventerà Bellissima e UDC, ringraziare i candidati con i quali abbiamo fatto una bellissima campagna elettorale, soprattutto coinvolgendo la città. Il nostro impegno per la città di Agrigento continua, perché noi vogliamo fare vincere Agrigento. Le sorprese ci sono state e come. Ci si attendeva una vittoria dell'uscente Firetto al primo turno e un buon piazzamento di Zambuto e Miccichè. Così non è stato. Quest'ultimo già dalle prime sezioni scrutinate si è portato in avanti, sfiorando il 40%, poi arretrando un po' ma rimanendo il più votato con una consistente mole di preferenze. PD e Movimento 5 Stelle hanno mostrato debolezza, del resto il primo non si è neanche esposto con il proprio simbolo, i secondi evidenziano scarso radicamento sul territorio nonostante gli sforzi della volenterosa Marcella Carlisi e forse anche scontano l'imposizione di una permanenza al governo del paese non gradita a molti dopo il voto nazionale espresso.
E sempre a sinistra Angela Galvano con 100 passi per la Sicilia arriva al 3,51%. Un discorso a parte va fatto per Daniela Catalano, candidato della Lega e Fratelli d'Italia, che ha riportato una bella affermazione personale avendo un numero di voti andato al di là delle liste. Marco Zambuto ha concentrato il voto del centrodestra non in maniera compatta, ricordiamo la spaccatura in Forza Italia, una buona affermazione che non è bastata a portarlo almeno al ballottaggio. Fin qui ciò che è emerso dalle urne con un plotone di candidati al Consiglio Comunale e con soli 24 scranni disponibili. Da oggi si apre una nuova fase e se la campagna elettorale trascorsa si è caratterizzata per deprecabili veleni, i giorni che verranno non lo saranno da meno. Adesso accordi, impegni, scambi, numeri e certamente anche qualche promessa prenderanno il sopravvento su progetti ed idee. Sarà lotta all'ultima preferenza. Sarà ancora il momento di gloria per elettori e candidati cercati e ossequiati per il loro prezioso carico di voti, ma sulle eventuali alleanze potrebbe anche pesare l'imminente rimpasto annunciato da Musumeci. Noi continueremo a seguire la vincente partita e che vinca il migliore. A Camastra è stato eletto sindaco il giovane Dario Gaglio, volto nuovo della politica, con 763 voti, pari al 57,11%. Ha avuto la meglio su Angelo Cascià, che ha ottenuto 573 voti, cioè il 42,89%. Camastra esce dal commissariamento, che è seguito allo scioglimento del Consiglio Comunale per ingerenze mafiose. La lista che sosteneva Cascià, da sempre per Camastra, ha ottenuto 581 voti, pari al 43,82%. A Cammarata il nuovo sindaco è Giuseppe Mangiapane con il 52,25%, pari a 2086 voti, sostenuto da una lista civica, Il Paese che vogliamo. Traina si ferma a 1906 voti con il 47,75%. Il comune montano è andato al voto con un sistema maggioritario, quindi non era previsto alcun ballottaggio. La lista Il Futuro Adesso Traina Sindaco ha riportato 2033 preferenze, pari al 51,51%. La lista Il Paese che vogliamo Mangiapane Sindaco ha ottenuto invece 1914 voti, pari al 48,49%. Cammarata è stato il comune con la più alta affluenza registratasi in provincia, ha raggiunto il 75,88% degli elettori. Sono andati alle urne in 4.093 elettori su 5.394 chiamati. Rispetto all'ultima tornata elettorale si è registrato però un decremento di partecipazione del meno 3,07%, visto che 5 anni addietro la risposta era stata del 78,95%. A Casteltermini Gioacchino Nicastro con 2166 preferenze è il nuovo sindaco e forse è una prima volta il consiglio comunale del comune agrigentino sarà a maggioranza femminile, ben 7 consiglieri su 10. Al secondo posto Ripepe con 1552, seguito da Pellitteri con 1319. Dopo una lunghissima fase di vacazio dovuta al fatto che Nicastro era stato dichiarato ineleggibile e decaduto dalla carica poco dopo le precedenti elezioni, alla fine ha portato a casa la fascia di primo cittadino vincendo su Arturo Ripepe, esperienza e innovazione Ripepe sindaco, che ha invece portato a casa 1552 preferenze, ovvero il 30,81%, mentre Filippo Pellitteri, candidato del Movimento 5 Stelle, ha conquistato 1319 voti, il 26,19%. A Raffadali viene confermato sindaco Silvio Cuffaro con il 64,59% dei voti, cioè 5.150, mentre tutto lo mondo si ferma al 32% con 2.551 voti. Seguono a grandissima distanza gli altri due candidati, Francesco Milisenda che ha ottenuto 57 voti, pari allo 0,51%, ed Enina Rampello che si ferma a 215 preferenze, dunque a 2,70%. Silvio Cuffaro ha già iniziato a festeggiare già a scrutinio in corso quando ha distaccato di circa 2000 preferenze tutto lo mondo. Cuffaro potrà puntare anche su una robusta percentuale in Consiglio Comunale con il 68,46% dei seggi a lui assegnati. Segue Raffadali Cambia che appoggiava tutto lo mondo con il 28,63% e Lega che schierava Rampello al 2,52%.
Realmonte si tinge di rosa, vince l'assessore uscente Sabrina Lattuca che diventa il nuovo sindaco con 1370 voti pari al 46,73%, seguita da Putrone con 1255, Giarrizzo con 307 voti. Il nuovo sindaco della città della Scala dei Turchi, sin dall'inizio dello spoglio delle schede, è stata sempre in testa rispetto agli altri due candidati. La Lattuca con la lista civica Realmonte per sempre ha ottenuto 1370 voti pari al 46,73%, seguita da Salvatore Putrone che ha raggiunto 1255 voti pari al 42,80%, mentre Antonio Giarrizzo ha avuto 307 voti pari al 10,47%. A Ribera Matteo Ruvolo è il nuovo sindaco con 4.894 preferenze, ovvero il 42,18%. Staccato è di gran lunga il secondo candidato in lizza, Alfredo Mulè, che ha ottenuto 3.310 preferenze con il 28,53%. Al terzo posto, con 2.394 voti pari al 20,63%, si è piazzato invece Francesco Montalbano. In basso alla classifica delle preferenze il candidato Vincenzo Rossello, che ha ottenuto 715 voti pari al 6,16%, e Franco Autieri, che ha incassato 290 preferenze pari al 2,5%. A Siculiana viene eletto l'ex segretario provinciale del Partito Democratico Peppe Zambito con 1.303 voti pari al 43,98%. Mazza si ferma a 908 voti e Lucia a 752. Zambito si è presentato alla competizione elettorale con la civica Orizzonte Comune. I festeggiamenti sono iniziati ancor prima che si arrivasse alla fine dello scrutinio delle 7 sezioni. Già a metà di fatto il verdetto era sembrato chiaro. Dietro Zambito si è piazzata Vita Maria Mazza, Viviamo Siculiana, con 908 preferenze pari al 30,65%. Il candidato Santo Lucia Ricostruiamo Siculiana ha ottenuto invece 752 voti pari al 25,38%. Il risultato elettorale di Agrigento vede andare al ballottaggio il candidato Francesco Miccichè e l'uscente sindaco Lillo Firetto. I dati ufficiali riportati sul sito del comune, non ancora definitivi, mancano solo 4 sezioni, danno a Francesco Miccichè 10.056 voti pari al 36,65%, mentre all'uscente Firetto 7.970 pari al 27,77%. Gli altri candidati in sequenza vedono al terzo posto Marco Zambuto con 4.990 voti, pari al 17,41%, a seguire Daniela Catalano che va con 2.877 voti, pari al 10,4%, quindi Marcella Carlisi con 1.326 voti, pari al 4,63%, e infine Angela Galvano con 1.005 voti, pari al 3,5%. Dando uno sguardo alle liste che sostenevano Francesco Miccichè, hanno avuto il seguente risultato. La più forte è stata quella Cambiamo Rotta, Francesco Miccichè sindaco, che prende l'11,76% con 3.233 voti, poi Uniti per la Città 2.498 voti pari a 9,89%, a seguire Facciamo Squadra con 2.093 voti pari al 7,16%, mentre Vox Italia si ferma al 2,18% con 599 voti. Le liste del sindaco Lillo Firetto vedono in testa quella denominata Andiamo Avanti, che raccoglie l'8,47%, quindi Buongiorno Agrigento, con il 6,97%, 1.918 voti, Agrigento Rinasce il 5,9%, quindi Onda con 1.617 voti, il 5,88%. Non raggiungono il 5% le altre liste. Noi che si ferma al 3,74%, Futuro Agrigento arriva all'1,21%, Agrigento Sostenibile con appena lo 0,44%. Le liste di Marco Zambuto vedono in testa Forza Italia con 11,40% e 3.135 voti, quindi diventerà bellissima 1.597 voti con il 5,81%, mentre l'UDC si ferma al 3,87% raccogliendo 1.065 preferenze. La lista di Daniele Catalano vedono in testa Fratelli d'Italia con 1.903 voti pari al 6,92%, quella di Daniela Catalano sindaco lo 0,5%,
Quindi la Lega che si ferma a 696 voti con il 2,53%, quindi ricordiamo Marcella Carlisi che arriva al 4,63% con 13.269 e le due liste che sostengono Angela Galvano, Agrigento e Movimento e 100 Passi per la Sicilia raccolgono insieme 1.005 voti, pari al 3,51%. I candidati in assoluto che hanno raccolto più preferenze in queste elezioni sono stati in testa Marco Vullo con 739 voti, Pasquale Spataro con 672 voti, Teresa Nobile con 574 voti, Alessandro Sollano con 566 voti, Antonino Amato con 536 voti, Mario Silvio Fontana 487 voti, Simone Gramaglia 454 voti, Francesco Alfano 449 voti, Giovanni Civiltà 420 voti, Giorgia Iacolino 419 voti, Carmelo Cantone 417 voti, Davide Cacciatore 401 voto, Angelo Vaccarello 390 voti, Ilaria Maria Settembrino 376 voti, Tania Castronovo 365, Claudia Longi 344, Gerlando Piparo 327, Alfonso Giuseppe Mirotta 326, Flavia Maria Contino 306 voti, Antonio detto Nino Costanza 305 voti, Giuseppe detto Fabio La Felice 302 voti, Pietro Vitellaro 301 voto, Nicolò Amel 301 voti, Valentina Cirino 300 voti, Costantino Ciulla 300 voti, Carmelo detto Leo Bruno 297 voti, Michele Mallia 294 voti, Margherita Brucculeri 293 voti, Roberto Battaglia 292 voti, Gioacchino Alfano al 30° posto con 291 voti. Intanto i primi eletti sicuri dovrebbero essere Gerlando Piparo con la Meloni, Marco Vullo e Angelo Vaccarella uniti per la città, Davide Cacciatore lista Miccichè, Teresa Nobile e Alessandra Sollano lista collegata a Miccichè, Pasquale Spataro legata a Onda, Antonino Amato lista collegata a Firetto, Vitellaro Pietro lista collegata a Firetto, Nello Amel lista collegata a Firetto, Simone Gramaglia e Giovanni Civiltà con Forza Italia, Claudia Longi diventerà bellissima. Gli altri 11 arriveranno dai resti e dall'attribuzione dei seggi che si può stabilire solo quando si conosceranno gli eventuali apparentamenti che andranno fatti. Intanto la nostra emittente ha seguito ieri la lunga attesa dei dati con una trasmissione fiume condotta in studio da Margherita Tropiano e Giovanni Tropiano e che ha visto impegnati in uno sforzo editoriale tutta la struttura televisiva, sia redazionale che tecnica, un lavoro durato fino a tarda ora che dà continuità alla presenza di TVA come da sua tradizione aziendale quando ci sono appuntamenti elettorali importanti. A pochi mesi dalla fine del mandato, il sindaco di Favara, Anna Alba, ha nominato un nuovo assessore. Si tratta di Adriano Varisano, che prende il posto lasciato vacante dall'assessore Gianluca Caramazza. Con molta probabilità gli verrà assegnata la delega alla solidarietà sociale. Lo stesso Varisano non è nuovo in campo politico, difatti già nel 2014 fu consulente esperto al comune di Favara allo spettacolo ed eventi. Nel 2012 è stato assessore alla provincia regionale di Agrigento. Aveva 72 anni l'uomo deceduto oggi nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di Sciacca. Era stato ricoverato qualche giorno fa dopo essere stato dichiarato positivo al Covid-19. Si tratta del sesto morto a Sciacca per coronavirus dall'inizio della pandemia. Negli ultimi giorni di settembre era morta anche l'altra vittima di questa nuova ondata del virus. I primi 4 morti invece fanno riferimento al periodo tra marzo ed aprile. Sono complessivamente 128 nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia nelle ultime 24 ore, cioè 2.656 tamponi eseguiti, un numero che fa salire gli attuali positivi a 3.358, di cui 361 ricoverati in ospedale e 28 in terapia intensiva. Il dato è contenuto nel bollettino quotidiano del Ministero della Salute, da cui emerge anche una crescita dei guariti, 15 in più rispetto a ieri, 4.130 dall'inizio dell'emergenza e 2 vittime, 321 in totale. Questa è la distribuzione su base provinciale dei nuovi casi: 63 a Palermo, 31 a Catania, 10 a Messina, 3 a Trapani, 1 a Siracusa, 15 a Ragusa, 5 a Caltanissetta, nessun nuovo caso nell'Agrigentino e nel Nisseno.
Agrigento ha un nuovo corso di laurea inaugurata architettura, le iscrizioni saranno aperte fino al prossimo 7 ottobre senza mora e fino al 24 dicembre versando una piccola mora. Vediamo. Inizia un nuovo corso di laurea della facoltà di architettura nella sede di Agrigento e l'Ordine degli Architetti non poteva non essere presente, non solo per l'importanza di un nuovo corso di laurea finalmente ad Agrigento della facoltà di architettura, ma perché questa è fucina di tantissime idee che possono essere date in una città come quella di Agrigento, che negli ultimi anni, così come abbiamo sempre evidenziato, è una città che ha bisogno di idee, di essere progettata per il futuro, e quindi la facoltà di architettura oggi diventa uno strumento fondamentale di interazione con il territorio, con il mondo delle professioni, per parlare proprio del costruito, per parlare proprio di una città che ha bisogno di una sua rinascita culturale, urbanistica, ma soprattutto storica. Oggi comincia l'anno accademico del 2020-21 del corso di laurea in architettura e progetto del costruito. È un corso nuovo ad Agrigento, un corso d'accesso libero della classe L23. Abbiamo già quasi una ventina di studenti, ma ancora le iscrizioni sono aperte sino al giorno 7 senza mora, e poi con una piccola mora le iscrizioni si protrarranno sino al 24 dicembre. È un corso che ad Agrigento trova un territorio fertile, non solo per la Valle dei Templi, non solo per il centro storico, ma soprattutto per il paesaggio, per tutte le valenze architettoniche e paesaggistiche che ha il territorio, e che necessita di giovani laureati che possano, come dire, lavorare sul territorio dando le loro competenze. Rissa tra migranti nella struttura adibita a centro d'accoglienza alla mano di Francesco al villaggio Mosè, frazione di Agrigento. Non sono ancora chiari i motivi della rissa, unica certezza è che un tunisino di 35 anni ha accoltellato un giovane trentenne del Bangladesh, il quale è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Agrigento. Il giovane, dopo la medicazione, 40 punti di sutura, è riuscito a scappare dal pronto soccorso. La polizia e i carabinieri sono alla ricerca di entrambi. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Messina, congiuntamente a personale della locale Polizia Municipale, sezione Annona, hanno condotto una vasta operazione finalizzata al contrasto del lavoro sommerso, dell'ambulantato selvaggio e del commercio abusivo. Nel corso di specifiche congiunte attività di controllo del territorio della città di Messina, i finanzieri del locale gruppo della Guardia di Finanza di Messina ed il personale della sezione Annona della Polizia Municipale hanno individuato e verbalizzato un soggetto intento alla vendita di prodotti ortofrutticoli privo di qualsivoglia autorizzazione e concessione. In tale contesto è stato individuato anche un lavoratore in nero alle dipendenze dell'operatore commerciale controllato. L'attività che ha interessato il Viale Europa, uno dei punti nevralgici della città, maggiormente caratterizzato da forme diffuse di illegalità delle specie, ha permesso di sottoporre al sequestro un autocarro ad uso commerciale privo di autorizzazione e concessione, nonché un ingente quantitativo di prodotti ortofrutticoli per complessivi 2 kg circa, del valore commerciale di circa 3.000 euro, donati all'Istituto Antoniano di Messina, rinomato per la vocazione caritatevole che riveste in città. Il controllo, inoltre, ha permesso di accertare come il lavoratore in nero scoperto risultasse anche percettore del reddito di cittadinanza, immediatamente segnalato agli uffici INPS per i provvedimenti di competenza. Le odierne attività, valorizzando la funzione specialistica di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, nonché le riconosciute professionalità specifiche della Polizia Municipale della sezione Annona di Messina, che tanti risultati ha conseguito nel recente anno nella lotta ad ogni forma di illegalità cittadina, mirano a scovare e neutralizzare quanto più possibile quelle sacche di economia sommersa che mirano il regolare sviluppo delle attività legali cittadine. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Torniamo a parlare di elezioni amministrative, ci spostiamo a Milazzo, nel Messinese, dove è stato eletto il nuovo sindaco Filippo Midili, e il nuovo sindaco sostenuto da una coalizione di centrodestra formata da 9 liste. Vediamo.
A Milazzo tutto come previsto, anche più veloce del previsto. Dalle urne delle elezioni comunali esce la vittoria del candidato di centrodestra, sorretto da 6 liste civiche e da 3 liste di centrodestra. Pippo Midiri è il nuovo sindaco di Milazzo, 57 anni, giornalista professionista, sposato e padre di un figlio. I dati definitivi di questa tornata elettorale ci mostrano che ha ottenuto complessivamente 8.014 voti, quindi il 42,80%, quasi 3 punti in più rispetto al quorum richiesto dalla legge per evitare il ballottaggio. Lorenzo Italiano con 4.683 voti, quindi il 25,01% delle preferenze, si colloca come capo dell'opposizione. Ottimo risultato anche per Adele Roselli, che ha ottenuto il 9,09% delle preferenze, intercettando i voti della sinistra storica. Risultato deludente per il PD, che con Gioacchino Abriano riesce ad ottenere solo il 4,33% delle preferenze. Buon risultato per Giovanni Utano, candidato a sindaco dei 5 Stelle, che ha ottenuto l'8,93% delle preferenze, collocandosi al 4º posto. Delusione per Damiano Maisano, che si aspettava un altro risultato, in quanto ha ottenuto solo il 7,06% delle preferenze, e poi per Maurizio Munafò, che ha ottenuto il 2,78%. Su 27.807 persone aventi diritto al voto sono andati a votare poco più di 19.000 cittadini, pari al 69,63% dell'elettorato. I voti validi sono stati 18.725, le schede nulle 636, di cui 65 bianche. Sono invece 11 le liste che accedono al Consiglio Comunale avendo superato lo sbarramento del 5% e sono Diventerà Bellissima, Lorenzo Italiano Sindaco, Forza Italia, Milazzo 2020, Milazzo Città Futura, Fare Milazzo, Lega Salvini Sicilia, Innamorato della mia città, Fratelli d'Italia, Adesso Milazzo, Insieme per Milazzo. Una città che ha necessità di tranquillità, di unità, di lavoro e ha bisogno anche di gente che fa politica. Le chiacchiere lasciamole stare fuori da quello che è il risultato elettorale di oggi. Probabilmente c'è chi è contento di avere perso per la terza volta, io sono contento per lui che ha perso per la terza volta, io sono felice di avere guidato questa coalizione alla vittoria. Sono felice di andare ad amministrare questa città per i prossimi 5 anni e se io avrò problemi da amministrare mi auguro che sarà l'opposizione ad aiutarmi a fare il bene della nostra città. Me lo auguro di vero cuore e spero che tutto questo si possa concretizzare nel giro dei prossimi 5 anni per dare nuovamente slancio e vigore alla nostra città. Come festeggerai? No, io non ho intenzione di festeggiare se non riposandomi un paio d'ore, ma insieme a tutti i miei amici, le persone che sono qua fuori e insieme alla Piana. Io vorrei ringraziarli uno ad uno, i cittadini della Piana, che sono stati decisivi, fortemente decisivi per l'elezione, perché è da lì, dalla periferia, che è stata sempre bistrattata, che è partita la vittoria di questa coalizione, che è partita la mia vittoria. E se qualcuno pensa che la gente non mi ha amato, sarà l'occasione buona nei prossimi 5 anni per diventare il sindaco amato di questa città. E nel trapanese chiamate alle urne Marsala, Favignana, Campobello di Mazara e Gibellina, 2 novità e 2 riconferme. Vediamo. Marsala, Favignana, Campobello di Mazara e Gibellina al voto per scegliere il sindaco e i componenti del Consiglio Comunale. Nel dettaglio, a Marsala vince Massimo Grillo con più del 50%, appoggiato da liste di centrodestra, tranne la Lega. Staccato il sindaco uscente di area centrosinistra, Alberto Di Girolamo, con poco più del 30%. Poi Rodriguez, 5 Stelle, con 6% e più. Dugo, Lega, col poco più del 4% e Grasso con l'1%. Un esperimento riuscito quello del centrodestra marsalese? I numeri sembrerebbero dire di sì. Oltretutto, tutte e 9 le liste hanno superato lo sbarramento del 5% e hanno raggiunto una percentuale di consenso superiore al candidato. Questa percentuale permette alle liste collegate a Grillo di avere più consiglieri dei canonici 14. Lo sconfitto è di sicuro l'ex sindaco Alberto Di Girolamo, che però ha ottenuto più voti delle liste che lo sostenevano, anche se questo non gli è valsa la vittoria.
Di Girolamo in un post ha ringraziato tutti e fatto un in bocca al lupo a chi ha vinto, quindi nessuna polemica e inoltre dà notizia che non siederà in consiglio comunale, come sarebbe suo diritto. Successo Grillo e c'è chi oltre Di Girolamo si lecca le ferite e sono quelle liste che non hanno raggiunto il 5%, cioè la soglia di sbarramento, e quindi restano fuori dal consiglio comunale. Tra queste Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Lega Salvini Sicilia, quindi compagini di primo piano. Massimo Grillo ripercorre la storia che vide il padre Salvatore, 2 volte sindaco di Marsala, ed ora ha il compito di dare ragione a coloro che lo disegnano come politico capace, nato per fare il sindaco. Una cosa è certa, Grillo dovrà amministrare una città non certo semplice, dalle 1000 sfaccettature, e che ha bisogno di strumenti validi per, ancora una volta, far spiccare il volo alle realtà economiche presenti nel territorio. Se il centrodestra senza la Lega vince a Marsala, invece a Favignana vince il candidato di sinistra, cioè Francesco Forgione, lista Vivere le Egadi, centro-sinistra, con il 49% circa, seguito da Maria Sinagra, centrodestra, con il 38%, e Salvatore Braschi, lista civica, con il 12% circa. Forgione ha una storia tutta a sinistra, è stato deputato di Rifondazione Comunista all'Assemblea regionale siciliana, poi deputato nazionale per il PRC, per Partito della Rifondazione Comunista, e ha ricoperto fino al 2008 la carica di presidente dell'antimafia, un nome legato alla legalità in una città che ha visto l'ex sindaco Giuseppe Pagotto indagato per corruzione, abuso d'ufficio, turbativa d'asta e altro. Queste 2 elezioni rappresentano comunque un cambiamento, invece altre 2 città, Campobello di Mazara e Gibellina, hanno scelto per la continuità. Nel primo caso si riconferma Giuseppe Castiglione, che supera il 60% circa. Gli sfidanti Gaspare Passante si ferma al 20% circa, l'ex pubblico ministero Antonio Ingroia al 18% circa. Nel secondo caso viene riconfermato Salvatore Sutera, che però era l'unico candidato, perché il giorno della presentazione delle liste l'avversario Salvatore Biondo con la lista Gibellina c'è ha commesso un pasticcio ed è stato escluso. Dunque la rielezione di Sutera era legata all'affluenza, doveva essere superiore al 50% più uno degli aventi diritto, e i cittadini gli hanno dato di nuovo fiducia, perché il quorum è stato raggiunto già nella serata di domenica. Nozze d'avorio per i coniugi di San Biagio, Angelina e Rosario Lattuca hanno festeggiato circondati dall'affetto dei familiari, 62 anni di matrimonio, a cui si aggiungono anche 4 anni di fidanzamento. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.